Benvenuti a Curarsi in Sicilia, il format TV promosso da Insanitas e dal DASOE dell'assessorato regionale alla salute. Siamo negli studi TV di Collage insieme a dei professionisti con i quali daremo voce alla buona sanità in Sicilia, dimostrando che in alcuni casi non è necessario recarsi fuori dalla nostra regione per ricevere delle cure. Nella puntata di oggi discuteremo di ortopedia e traumatologia. Sono con me in studio il professor Lorenz Camarda, benvenuto. Grazie. Il dottor Angelo Leonarda. Buongiorno. E in collegamento il dottor Daniele Pontoriero. Buonasera. Ecco, abbiamo già affrontato la questione in altre branche specialistiche, ma in questo caso, secondo anche quello che riportano dei dati relativi alla fuga, no? Quindi alla mobilità passiva, qual è la situazione nella nostra Sicilia? Ci sono ancora dei pazienti, mi riferisco al dottor Pontoriero, dei pazienti che si recano fuori dalla Sicilia per essere sottoposti a degli interventi o per ricevere delle cure che potrebbero benissimo invece ricevere anche qui in Sicilia? Ma sì, sicuramente negli ultimi anni la migrazione da un punto di vista ortopedico, anche secondo quelli che sono i dati, è decisamente diminuita, sia per la migliore offerta che è rappresentata sia dal pubblico che anche dal privato convenzionato in tutta la Sicilia, e sia anche perché le persone hanno preso coscienza che determinate patologie possono essere trattate anche in maniera eccellente presso la nostra regione. Devo dire che una certa quota, secondo me, di migrazione sanitaria c'è e ci sarà sempre, perché ci sono quel gruppo di persone che prediligono ovviamente di spostarsi verso strutture del nord, e quella migrazione, diciamo, personale, di scelta personale, non può essere, come dire, frenata in alcun modo. Però esistono delle realtà, sia da un punto di vista organizzativo che da un punto di vista anche strutturale e strumentale, che non hanno nulla da invidiare alle regioni del nord. In ambito ortopedico sicuramente, sia per quanto riguarda la chirurgia protesica che per quanto riguarda anche la traumatologia in genere, sia le strutture pubbliche che quelle private convenzionate sono in grado assolutamente di gestire e di affrontare la stragrande maggioranza delle patologie di natura ortopedico-traumatologica, anche con l'avvento di nuove tecnologie. Se pensiamo che in tutte, bene o male, le province della regione Sicilia ormai sia la robotica, sia ovviamente tutta quella che è l'assist e l'organizzazione da un punto di vista anche logistico strumentale è migliorata in maniera notevole, e devo dire che la chirurgia di elezione può essere tranquillamente gestita in quasi tutte le province, con dei picchi ovviamente di eccellenza che sono sotto gli occhi di tutti anche da un punto di vista dei risultati e dei dati forniti dall'Agenas. Torniamo qui in studio, professor Camarda, lei è direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia al Policlinico di Palermo. Quali, secondo la sua esperienza, anche l'esperienza maturata nella struttura, quando si parla di mobilità passiva, di chi va e chi resta, qual è la situazione? È ovvio, come diceva il dottore Pontoriero, la mobilità passiva sarà sempre un po' presente, perché la gente magari preferisce una mobilità verso altre regioni, ma come si è accennato precedentemente, la tecnologia ha sicuramente migliorato i risultati e la Sicilia si pone sicuramente in prima linea. Basti pensare che in Sicilia esistono già 3 strutture pubbliche che sono dotate di un robot chirurgico che ha proprio la finalità di migliorare i risultati e la performance chirurgica e soprattutto i risultati funzionali dei pazienti. È ovvio, è una tecnologia come quella precedentemente descritta che risulta essere relativamente nuova, verrà implementata negli anni, e questo determinerà sicuramente nella nostra speranza una riduzione della motilità, soprattutto per quanto riguarda il trattamento di quelle patologie quali artrosi di ginocchio oppure la protesi dell'anca.
l'obiettivo comune è quello di migliorare i risultati, migliorare la chirurgia, ridurre le complicanze e questo sicuramente porterà un beneficio in termini di riduzione di mobilità passiva. Dottor Leonarda, anche lei a Palermo è direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia al Boccari La Ferla Fate Bene Fratelli. Secondo appunto anche la sua esperienza, ci sono anche, andando nello specifico, dei casi che voi appunto trattate con massimo appunto beneficio dei pazienti che non dovrebbero appunto ricorrere a strutture fuori dalla nostra isola? Guardi, rispondo con moltissima franchezza. Io ho molto apprezzato l'evento, il convegno che ha organizzato il dottor Reguirez, dove con grande trasparenza ha mostrato i dati della mobilità passiva senza, diciamo, senza ombre, senza veli. Io direi che da quanto lui ha esposto, possiamo tranquillamente dire che la Sicilia oggi non ha più niente da invidiare a nessuno. Io parlo ovviamente a titolo personale, comunque ho rappresentato fino a qualche mese fa gli ortopedici siciliani, quindi posso vantare, diciamo, il privilegio di dire che vale per tutta la Sicilia. Gli ortopedici hanno fatto passi avanti, gli ortopedici siciliani hanno fatto passi avanti da gigante. Io sono in sanità ortopedico, in sanità da 33 anni e ricordo, mi sembra alcune volte di aver vissuto due momenti storici completamente diversi, quelli di 33 anni fa, dove la storia delle professionalità ortopediche era certamente diversa, in peggio. Oggi è tutta un'altra categoria di professionisti, ma non basta essere bravi professionisti, perché se tu sei un bravo professionista ma non hai un'amministrazione che ti supporta, non hai la politica che ti supporta, non hai anche la logistica che ti supporta, perché alcune volte ricevere impianti che vanno distribuiti in tutta Europa, riceverli in Sicilia è più complicato. Quindi devo dire, tutto questo oggi è decisamente migliorato, e lo dicono anche i fatturati degli ospedali, perché io penso che il modo migliore per stabilire qual è il livello di efficienza insieme col livello di qualità che va sempre monitorato è certamente la produzione che fanno gli ospedali. Quindi bisogna con grande attenzione, questo il lavoro è stato fatto, valutare gli ospedali in base ai risultati che sono i risultati economici e i risultati anche di obiettivo salute. Quindi e su questo la Sicilia, con 5 milioni di persone, penso che possa, e quindi possibili pazienti, penso che possa viaggiare veramente a testa alta. Certo. Torniamo al nostro medico in collegamento. Dottora Pontoriero, lei ha sentito un po' quello che è stato detto, tra l'altro appunto c'è chi ha anche un'esperienza tra sanità pubblica e sanità privata. Andando un pochino nello specifico, ci sono degli interventi o secondo la vostra esperienza anche vi è capitato? Questa è una domanda che faccio anche a voi, poi sentitevi liberi insomma di approfondire l'aspetto che ritenete più importante. Quali sono i casi più comuni nei quali invece appunto vi rendete conto che vengono trattati e avete anche dei riscontri positivi? Perché immagino tra l'altro che poi i pazienti che vengono curati fuori dalla Sicilia, non all'estero, insomma in altre regioni d'Italia, poi hanno anche bisogno di un follow up, magari chiedono anche più, sentono anche più pareri. Quindi sulla base di questo cosa possiamo aggiungere? Ma io credo che, ripeto, il 90% della patologia ortopedico-traumatologica venga e possa essere effettuata in maniera eccellente in Sicilia. È ovvio che i problemi ci sono, come ci sono in questo momento la sanità, soprattutto pubblica italiana, per una carenza di medici, perché la domanda è di gran lunga superiore all'offerta. Però laddove si riesce a lavorare in maniera serena, devo dire che
il livello qualitativo è assolutamente alto, e questo ci si rende conto anche confrontandosi nei vari congressi nazionali e internazionali. E tutta quella che è la patologia di erezione, quindi la chirurgia protesica di anche e di ginocchio, in Sicilia viene effettuata in maniera assolutamente eccellente, anche con l'ausilio, ripeto, delle nuove tecnologie di cui la regione si sta come dire, rendendo assolutamente quasi piena, sia nel pubblico che nel privato convenzionato. Anche la chirurgia vertebrale, secondo me, è a livelli assolutamente eccelsi, e nonostante non ci sia ancora nella regione Sicilia un vero piano, quindi una rete del trauma ancora in piena efficienza, devo dire che anche tutta quella che è la rete dell'emergenza, e quindi della traumatologia quotidiana e anche della traumatologia complessa, viene sviluppata soprattutto in alcuni centri ovviamente di riferimento. Quindi io penso che solo forse, se posso permettermi, in ambito oncologico probabilmente ancora la Sicilia può essere un attimino un passo indietro, perché probabilmente puoi avere un po' di dispersione, avere il bravo chirurgo in una struttura, il bravo oncologo in un'altra, il radioterapista in un'altra ancora. Probabilmente forse manca un centro ortopedico oncologico di riferimento, e penso che questa sia l'unica, a mio avviso, di patologia dove ancora può essere presente una migrazione sanitaria. Mi rivolgo a questo punto a chi è qui in studio, professore. Dico che negli ultimi anni c'è stato un miglioramento delle tecniche, sono state migliorate, pensiamo alla chirurgia artroscopica, alla ricostruzione legamentosa del ginocchio, le tecniche chirurgiche si sono evolute, sono migliorate, e anche l'apprendimento da parte dei giovani chirurghi è andato sempre meglio. Noi abbiamo organizzato già due cadaver lab, 2 esercitazioni sul ginocchio di cadavere, dove abbiamo trovato un notevolissimo riscontro da parte dei giovani. E ricordiamoci sempre che magari prima, riallacciandoci a quanto diceva il dottor Leonarda, risultava molto più complessa la formazione. Negli ultimi 15-20 anni, grazie non solo alle tecniche, ma ai nuovi materiali e allo sviluppo di internet, e la capacità quindi di sviluppare un processo di conoscenza un po' più ampio rispetto al passato, ha determinato sicuramente una maggiore conoscenza in ambito ortopedico, e posso dire che nella regione Sicilia i giovani ortopedici sono veramente bravi, questo aiutati anche dalla tecnologia che ovvio 20 anni fa non c'era, ma questo sicuramente ha determinato una migliore prospettiva lavorativa per loro, e sicuramente risultati clinici che risultano essere evidenti agli occhi di tutti. Certo, come dicevano anche dei vostri colleghi, è utile la struttura, la tecnologia al servizio, ma il fatto che ci sia la robotica presuppone che dietro ci sia un professionista che la sappia usare, perché resta sempre uno strumento. Dottore Leonarda. Allora, io vorrei anche accennare un altro problema. Io ogni giorno, quando finisco la giornata e poi anche la settimana e poi il mese, cerco di guardare all'indietro per vedere se c'era qualcosa che potevo migliorare, potevo fare meglio, o progetto per il futuro. E quindi penso che questo deve essere il metodo di lavoro del professionista. Allora io mi ritengo soddisfatto, quindi nel mio picco dell'ortopedia mi ritengo soddisfatto, perché in questi anni io ho visto un'inversione della tendenza ad andarsi a operare fuori, perché la mia esperienza, ma penso anche quella del professore Camarda e quella di Daniele Pontoriero, sia piena di pazienti che, certamente non solo per il fatto che hanno fiducia nel professionista, ma per altre ragioni, che possono essere ragioni economiche, tornano a curarsi in Italia. Non è infrequente che io debba organizzare sedute operatorie per pazienti che vengono dall'Inghilterra, dall'America, dall'Australia, dove gli stessi interventi che questo Servizio Sanitario Nazionale dà gratuitamente spesso sono a pagamento. Quindi il paziente, ribadisco, non solo per la capacità, la professionalità o comunque la stima che si ha nel professionista, ma anche per fatti economici, tornano a curarsi.
Attenzione, non sempre questo è un evento positivo, perché mi rendo conto che economicamente, se la guardiamo sotto il profilo economico, che succede? Io lavoro e produco fuori, vengo a curarmi in Italia, è un costo. Però se la guardiamo alla lunga, quindi questa potrebbe essere una nuova scommessa di un servizio sanitario nazionale che adesso si può proporre come punto di attrazione per altri paesi del mondo dove la sanità non è così scontatamente gratuita per il cittadino. Quindi questo è un altro elemento di riflessione su cui dobbiamo lavorare. Siccome, se posso, Certo. le critiche ogni tanto ci vogliono e lo dobbiamo fare anche a noi stessi. Allora, dove possiamo migliorare? Edilizia sanitaria è il grosso problema della parte, di questa parte soprattutto della Sicilia. E qui so che già il problema è attenzionato, so che ci si sta lavorando, è di pochi giorni fa la notizia della creazione del nuovo policlinico, quindi di grossi investimenti, solo che li vedremo tra anni. E questo per noi è stato un problema, perché è ovvio che confrontarsi con strutture che magari hanno fatto aggiornamenti dell'edilizia sanitaria al nord ci ha svantaggiato. Stiamo recuperando, però questo è stato un problema. Altro problema, e lo accennava Daniele Pontoriero, quella dell'ultra specialistico. Non deve essere considerato un fatto di cui vergognarsi, andarsi a curare fuori su patologie di nicchia. Quindi, perché è impensabile poter creare 50 centri ultra specialistici in Italia a cui fare riferimento. Quindi bisogna fare maxi aggregazioni, magari uno per il centro, uno per il nord e uno per il sud, dopodiché ci si sposta, ma solo per quelle patologie. Per fortuna i dati che sono stati evidenziati dal dottor Requirez dicono esattamente questo: l'alta specialità sta frenando, rimane da noi, e quella parte di branche specialistiche e di nicchie che devono essere esportate per forza, perché non è possibile creare centri di alta specializzazione dappertutto, possono andare fuori. Che si vada fuori per l'artroscopia è inaccettabile, su questo bisogna riflettere. È finito il tempo in cui presso studi del Servizio Sanitario Nazionale andavano colleghi che si portavano i pazienti fuori. Per fortuna adesso si parla quasi tutti la stessa lingua, e questo è importante. Certo, io sicuramente Cessin, noi abbiamo con questo format in breve presentato quello che si può trovare, ma chiaramente poi ci sarebbero da approfondire anche con chi di dovere, insomma, perché è un sistema che è composto da diversi attori, quindi voi fate la vostra parte, ma di sicuro avete bisogno poi dietro di un supporto adeguato. Io ringrazio gli ospiti qui in studio, quindi il professor Camarda e il dottor Leonarda, per essere stati con noi, e ringrazio anche il dottor Pontoriero che è stato con noi in collegamento. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie soprattutto a chi ci ha seguito con attenzione.